Cari telespettatori, siamo con Ugo Aggiollo, segretario dello SPCGIL del Veneto. Vi spieghiamo che cos'è la prestazione universale, pro e contro. È una novità importante, ma ci sono dei ma, segretario. Ci sono dei ma, diremmo grandi come una casa. Questa prestazione universale tradisce di per sé già il nome, è tutto tranne che universale. È una prestazione che andrà ad inglobare l'indennità di accompagnamento per chi già ce l'ha e in più riconoscerà al massimo 850 euro mensili per fare fronte, diciamo, alle spese che una persona con gravissima disabilità ha di fatto con la badante o con chi fornisce questo tipo di servizio, cooperativa, ente, spese certificate quindi. Spese assolutamente certificate. Qual è il tema? Il tema è che i requisiti che sono stati posti sono requisiti che sostanzialmente mettono in grandissima difficoltà chi vuole avere questa prestazione, perché bisogna avere più di 80 anni, bisogna avere un ISEE inferiore ai 6.000 euro, bisogna avere il diritto all'indennità di accompagnamento già in essere o comunque averne diritto e bisogna essere, come si dice, in condizioni gravissime. Condizioni gravissime che vuol dire, dispiace dirlo, condizioni in cui davvero non sei in grado di assolvere alla quotidianità o con l'assistenza H24 di qualcuno. Serve avere l'assistenza H24 7 giorni alla settimana. Quindi anche una gravissima forma di demenza certificata. Sì, anche una gravissima forma di demenza, stato vegetativo, ventilazione assistita e via di seguito. Però c'è un però che è importante ricordare, perché se uno sceglie la prestazione universale, cosa succede? Se uno sceglie la prestazione universale gli decadono gli altri contributi che ha a qualsiasi livello territoriale, tutti. Quindi regionale o locale, tutti. E questo è l'altro tema. Sostanzialmente quello che noi diciamo è che si è voluto fare una sperimentazione, ma la si è voluta fare come al solito non aumentando la spesa su queste questioni, che invece va aumentata perché sulla non autosufficienza le questioni stanno davvero aumentando e stiamo parlando di persone fragili e persone che hanno davvero tanti bisogni e che abbiamo il dovere di aiutare. Ugo Aggiollo, grazie, segretario dello SPCGIL del Veneto, grazie a voi di averci seguito. Per avere ulteriori informazioni, delucidazioni e capire meglio di che cosa si tratta c'è l'Inca della CGIL e c'è naturalmente gli sportelli sul territorio dello SPCGIL del Veneto. Grazie.